Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video di Pokémon Go. E oggi è 17 febbraio e quindi è uscito l'aggiornamento ed è uscita la seconda generazione. Yeah, non posso neanche festeggiare, la macchina è troppo piccola per festeggiare. Yeah. Dai ragazzi, cioè mi ha preso così in contropiede che ieri sera non lo sapevo neanche. Ho aperto, ha detto aggiorna, si è aggiornato e la gava di merda e sono andata a casa. E stamattina sono qui sul campo per fare tanti video di Pokémon Go. Io so che qui sotto già ci sono i Pokémon della seconda generazione, quindi adesso accenderò il telefono. E cosa dire, ragazzi? Comunque, queste sono state le settimane un po' infernali. Dalla settimana prossima caricherò almeno un video ogni un giorno sì, un giorno no, e tante altre cose di Pokémon Go perché adesso si gioca, adesso si gioca. Abbiamo radunato il gruppo Pokémon Go Rovigo Squadra Blu, è già attivo, si preparano le battute di caccia e vai così, vai così. Dai, accendiamo, vediamo cosa trovo, vediamo. Ah, ragazzi, poi il prossimo video vi faccio il video delle evoluzioni possibili, quelle per cui vi dicevo che mi sistemavo le caramelle, quindi ne ho già qualcuno che posso smistare, tra cui Crobat, di sicuro, ecco, quello forse lo potete fare un po' tutti, e poi altri che avevo già preparato e pianificato. Purtroppo non sono riuscita a registrare niente dell'evento di San Valentino, ma ho Censi, ma non l'ho trovato perché praticamente è entrato il mio ragazzo col mio account per prendermelo perché ero chiusa in ufficio e non potevo fare un cazzo. Detto questo, comunque ho Censi e ho finito la prima generazione, proprio perfetto per la seconda generazione. Riesumiamo e adesso vediamo cosa c'è qui sotto. Ecco, da casa avevo visto che già che vicino a questo Pokémon... No, Cicorita! Mamma mia, dov'è Cazzaro? Eccolo qui! No, non ci credo, è fantastico! Wow! Ultra Ball! Ah, ma qui è cambiata anche la grafica. E come si fa qui? Sì, Ultra Ball. E anche bacca. Ci butto questa, quelle nuove, la bacca banana, la banca cacchiola. Poi vediamo. No, fai il bravo. Dovrò fare scorta di Ultra Ball, che questi sono tutti da Ultra Ball. Dai, non fare così, che ci rimango male. Beh, questi stanno cercando di farci shoppare già le bacche nuove, immagino, eh? Dai, 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 lo voglio. No! Vabbè, è anche uno starter, quindi se si comporta come tutti gli altri starter, è anche normale. Sì, ma vai! Oh, la primo Pokémon della seconda generazione, Cicorita. Almeno so il nome, io mi ricordo i nomi, li imparerò, ovviamente. Wow! Che bello! No, figata. Ecco, vediamo un po' il Pokestop cosa ci dà. Una bacca ananas, che sarebbe quella per caramelle se non ho capito male. Allora, dall'altra parte ci sta quest'altro picciolino. Wow. Ci spostiamo? Dai, ci spostiamo dall'altra parte. Ci spostiamo? Dai. Ecco i ragazzi, eccolo un altro. Non mi ricordo il nome di questo qui. Oddio. Chi sei tu? Natu! Marino, fuggilo! Aspettate che questo lo devo mettere sempre di qua. Ma chi sei tu, piccolino carino? Non mi ricordavo l'esistenza di questo Pokémon. Ma di Ultra Ball con tutti qua. No, dai, ci provo con una
Proviamo a fare anche il giro, va? Ah, questo è anche verde, il cerchio, è così, bravami, bravami. No, qui bisogna ricominciare, se no non si fanno più ottimi, non si fanno più eccellenti. Vai, no, se mi scappa, ecco, vedete in sottoimpressione Pokémon Go Rovigo? Oddio, siamo in fermento, ragazzi. Dai, fai bravo, no. Vedi che ci devo andare di ultra, porca. No, il Venonat non lo voglio. Allora, vediamo se c'è qualcos'altro nei dintorni. Questo qui. Ma come? Me ne sono appena andata da lì. Allora, andiamo a vedere un po' laggiù, dai. Sì, la gente penserà che sono matta, che sto guidando in macchina da sola. Screaming in the car alone. Pokémon. No, sono contentissima, ragazzi. Guarda, porca poi. Chi è questo qui? Me lo ricordo, è tanto carino. Fucciolo. No, questo lo voglio, Non posso buttare un... Dai, ci provo una trotta con la Mega Ball, se mi scappa mi incazzo. No, perché le risorse sono limitate, poi trovo chissà cosa, qualche terza evoluzione con... Dai ragazzi, sono tanto felice. No, poi... Ultra Ball, questo lo voglio. Sunken. Ma si può buttare una Ultra Ball dietro un coso del genere? Eh sì, mi ha fatto la faccina. L'adoro. Sempre adorato i Pokémon. Oddio. Sì. Dai. Oddio. Registratore Pokédex +2. Vai così, ragazzi. Sì. Non mi ricordo l'evoluzione di quello, dovrò studiare, ragazzi. Però studiamo sul campo. Bene, proseguiamo un altro po'. Allora, cioè, neanche vicino ai Pokéstop, proprio così a random. Wow. Che bello! Che bello! Per fortuna ho una settimana tipo libera, che sarà la settimana prossima in cui potrò giocare. Poi da marzo... porca merda! Cazzo, mi arrestano, ragazzi. No, me lo sono perso. Ma perché lagga da merda? Spero di ritrovarlo. Ah, ho capito. Se sei in movimento lagga di merda, quindi ci andiamo a fermare un attimo là dietro e vediamo cosa c'è vicino a quella palestra rossa che vedete. E tra l'altro errore proprio. Vabbè. Tra l'altro ci riprenderemo anche tutte le palestre, Rossi, iniziate a tremare, sì, sono un passeggero, diciamo così, dai. Là. Cerchiamo di arrivare presto. Per fortuna questa è una città dove non c'è molto traffico, quindi si può anche azzardare delle cose del genere. Oh, na 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 na, oh ai, na 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 na, oh ai.
avrei un casino di robe da fare, però gioca a Pokémon. Oh, ce n'è un altro! C'era un altro, che bello! Che bello! No, cioè io aspettavo questo momento da secoli. Ecco, qua c'è il Pokéstop. Vabbè, avanti. Ecco, qua c'è la solita chiesa, quindi griderò davanti alla chiesa per un po'. Blasfemia pokemoniana. Tra l'altro io mi chiamo Luana, no? E sapete che c'era un capo palestra che si chiama Luana? Non sono stata tanto contenta di questa cosa, ma dove sta il Pokémon? Dai, non mi dire che devo spegnere, riaccendere, che mi incazzo. Vediamo se mi dà il Pokéstop, che è sempre buono, mi sa proprio di sì. Una vecchia mi faceva dei segni strani davanti alla chiesa e io ho paura di questi soggetti. Comunque ragazzi, guardate quante ce ne sono. Cioè, adesso vado dove già devo andare praticamente e mi fermo lì, di solito ci sono dei Pokémon anche lì e vediamo un po'. No vabbè, ma mi faceva davvero paura, mi faceva la gente di chiesa, ragazzi, abbiate paura e iniziate a tremare. Se anche a voi fanno paura la gente di chiesa, lasciatemi un mi piace. No, sono troppo contenta, tutti questi Pokémon nuovi. Ma guarda che anch'io volevo partire a 10 anni come Ash. Sai che bello! Partivo e girovagavo per il mondo. Ma quanti ce ne sono? Oddio! Che carino! Sì, però io mi devo fermare, se non riesco a prendere. Oh, proviamo così. Oddio ragazzi. Speriamo che me lo tiene fino a quando faccio il giro della rotatoria da quell'altra parte. Oh. Veloce, 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 veloce. Me l'ha tenuto, dai, ci sono quasi. Questo mi scapperà al primo tiro se non lo prendo. Ecco qua, ho parcheggiato e quindi adesso mi posso prendere questo cosino qui. Sandtret. E questo mi ricorda che la sua evoluzione è molto carina. Fai bravo con questa qui, dai, perché siete in tanti e di Ultra Ball non ce la faccio. Non siete sostenibili. Ecco, vabbè. Yeah, più 3. Dai. Figata, registrato nel Pokédex così, che emozione. Vai, grande, vediamo qua cosa c'è. Un altro di quello lì. Registra nel Pokédex 5 Pokémon scoperti per la prima volta nella regione di Johto. Cioè, prendiamoci quest'altro. Dopo vediamo quante caramelle servono per evolverlo. Però fate un po' i bravi anche con le palle schifo qui. Chissà se usciranno altri tipi di... che bello! Altri tipi di Pokéball. Penso di no. Bene, benissimo. E i dintorni... c'erano anche quest'altri. Questo... Sì, figo! Il gufetto. Come vedete ancora mi devo ricordare i nomi. Va bene ragazzi, allora questa è la mia anteprima. Ci saranno tantissimi video così e quindi seguitemi, lasciatemi un mi piace se vi piacciono questi video e ci vediamo alla prossima, ma saranno da cose fantastiche. Un bacio ragazzi, ciao!